o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. In molti dicono che Trump è il Silvio Berlusconi americano, la lusinga, le fa piacere. No, né l'uno né l'altro, lasciamoli dire, se ne dicono tante. Non è il Trump, il Berlusconi americano. Però di Trump le devo dire che mi piace molto, come piace a tantissimi uomini e donne, Melania. Mi sembravi quasi una negra. Sembravi quasi una voce black. Una voce nera, proprio nera, scura, bella, 9. 9. Bravo. Hai il microfono così, devi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Sì, sicuramente una voce black, non una voce black. Negra, no, una bella parola. Ah beh, è scappato. Nera ho detto, una voce. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente del Luca, la stronza della Meloni. Zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao signore, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del duce. È oggettivo. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera, bentornati su Radio Libertà con i Barbari Eleganti, qui con voi c'è sempre Gazzo con i soliti due scappati di casa, il buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti! E il buon Vittorio Le Donne. Buonasera a tutti, ma come ti permetti di dare dei scappati di casa, soprattutto io al signorino della Cattolica? Beh, che vive in area C? No, area C no, ecco. Che insomma c'ha le ville in Abruzzo. Le ville in Abruzzo, le villette in Abruzzo. Le tenute, i castelli. Le villette. Che va al concerto di Vasco. Al concerto di Vasco. Certo, vabbè, quelle sono cose normali. Ai concerti, sono cose normali. Cose che capitano, insomma. Bene, una settimana dopo Roccaraso. Esatto, infatti volevo aprire proprio così. Ma perché questa settimana si è parlato solamente di due argomenti. Uno di un certo Tortino e due di Roccaraso. Roccaraso comunità, tra l'altro Roccaraso località sciistica più dell'Abruzzo, possiamo dire, degli Appennini abruzzesi. Sì, assolutamente che un tempo era la città dove i benestanti napoletani compravano casa per andare a sciare, negli anni '80 specialmente, e che adesso è sempre meta di vacanze sulla neve dei napoletani, ma non proprio benestanti. Gazza, cosa è successo a Roccaraso? Che è stata invasa? Molto semplicemente sono stati degli animali. Cioè, no, vabbè, adesso Gazza, sì, va bene allora, tutto, però adesso definire degli animali solo perché sono un po' più a sud. Ma non per quello, ma nei comportamenti, cioè si è visto di tutto, una bella stazione sciistica. Sì. Dove spesso nevica più giù che qua, sì, e dove hanno investito molto, è stata invasa da un giorno all'altro con migliaia di pullman, 10.000 napoletani, ma al di là dei napoletani non è quello, però c'è proprio gruppi organizzati che sono andati lì, ha lasciato sporcizia, tirava le palle di neve su risciatori in seggiovia, hanno invaso le piste come se fosse una giungla e poi il risultato è stato che Roccaraso è finita, ovviamente poi i giornalisti anche loro ci hanno marciato, quindi hanno scritto articoli su articoli definendo Roccaraso, alcuni giornalisti hanno anche definito in malo modo Roccaraso e la sua organizzazione, però in realtà c'è stato tanto disagio, mettiamola così, no? Abbiamo visto anche pseudo-influencer, certo, magari cantanti neomelodiche napoletane vicini alla camorra, però no, adesso vicino Gazza, tu ti assumi la responsabilità penale di quello che dici. Qualcuno
lo sanno tutti, dai, adesso non Tu faccio... ti assumi la responsabilità io non penale di faccio- quello che dici. Ma sì, ma mi assumo tutte le responsabilità, non faccio nomi e cognomi, però è evidente che qualcuno, insomma, Sì. non è vicino al Vaticano. ok? Cioè, ecco. Però Allora, devo dire che questo ragazzo settimana scorsa non c'era, è tornato questa settimana e in 2 minuti ha numero 1 dato delle scimmie ai Ma napoletani non che è sono vero, andati a Roccaraso a sciare. ma non è vero. ha E detto numero una- 2 ha ma detto dai. che tutti gli influencer napoletani sono vicini No, e però collusi con la mi ha Camorra. fatto- mi ha È fatto tornato molto particolarmente on fire. Allora, mi ha fatto molto piacere vedere oggi un dibattito, oggi o l'altro ieri, insomma, era un articolo che girava Sì. di questi giorni, un dibattito di David Parenzo, Sì. all'aria che tira, L'ottimo David. con un certo influencer, Sì. TikToker Uno di per la questi. precisione, Anthony Sansone. Anthony Sansone, Anthony tipico Che nome. non è di Bressanone, No. non è di Milano, non è Anthony è di un, è un Roma. tipico nome che si non usa è- nella provincia di Trento. Esatto, Anthony Sansone che in questi ultimi giorni, in queste settimane, insomma, sembra un po' il paladino, no? Cioè, siamo passati da Rita De Crescenzo a Anthony Sansone perché questo Anthony Sansone è stato ripreso mentre dibatteva con il sindaco di Roccaraso dicendogli che doveva ringraziarli, che Sì. non doveva prendersela con loro solo perché il sindaco di Roccaraso, giustamente per gestire anche tutto Certo, l'ordine certo. pubblico, ha detto almeno quantomeno venite un po' scaglionati, Sì, tra senza far l'altro troppo ci casino, starebbero eccetera. anche pensando le procure di aprire delle indagini per riciclaggio, visto che la maggior parte di questi 10.000 napoletani pagavano solamente con banconote, in contanti con banconote di un determinato taglio. Alziamo le Quindi, mani perché visto occhio che a tutti pensar pagavano male, solo in contanti certo. con banconote di un determinato taglio, si pensa che quelli possano essere soldi riciclati. Però vabbè. Io non lo so, non Però esprimo come, giudizio. L'ho già fatto, però. No, io lo faccio No, su quello che solamente ho dato visto, le cioè adesso, scimmie. a vedere quel dibattito surreale tra questo Anthony Sansone, che ora sembra il Certo. guru dei TikToker, e il sindaco, cioè sembrava veramente una scena di scherzi a parte, perché Certo. siamo arrivati a un'assurdità incredibile. Io vorrei ricordare le parole di quello che secondo me sarebbe dovuto diventare il presidente della Repubblica Italiana, ovvero Giulio Andreotti, che diceva: a pensar male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca. O no, cugino? Cugino, ma ora arriviamo alla domanda fondamentale che tutti si stanno ponendo da casa. Sì. Ma alla fine hai deciso di tenerla o di venderla? La tua residenza invernale a Roccaraso? Lui c'è lo chalet. Lo chalet, Cioè ovviamente. residenza per non dire chalet. Ma sì, per farlo sembrare umile, ecco. Ma tra l'altro la cosa divertente è che io ho 2 case in Abruzzo, allora ho fatto il calcolo con Google Maps per vedere quale fosse quella che distava di meno da Roccaraso. In realtà distano entrambe più o meno 1 ora di macchina da quella località. Ora fai il modesto, Quindi non in è realtà che... le case sono più o meno tra le 6 e le 7 non che è in vero. Abruzzo. No, cosa farò con la mia casa a Roccaraso? Bah, allora venderla no, perché ultimamente il mercato immobiliare, insomma, ha perso un po' di valore. Diciamo che penso che l'affitterò ai napoletani, Però appunto. la cosa bella di tutto questo No, è... Gazza, a proposito, di la tua frase e poi ti devo fare una domanda molto la importante. cosa bella di tutto questo è che dopo quanto accaduto a Roccaraso, perché comunque ricordiamolo, ormai sciare è diventato costoso, no? Da un Sì. bel po' di anni. Sì. Cheat è l'uomo che scia 6 mesi l'anno. No, è diventato... Ma infatti volevo farti una domanda è che diventato riguarda quello, costoso, ma tu no? la stai Perché- evitando questa No, domanda. aspetta. È diventato costoso, quindi ci sono stazioni sciistiche, località sciistiche come anche Sì. Roccaraso, ma ce ne sono tante anche al nord, lasciando Certo. da parte Cervinia, insomma quelle stazioni lì, però Roccaraso i prezzi sono abbordabili, tant'è che poi abbiamo visto cosa è Sì, successo. no? pacchetti che con 20 La euro ti cosa facevi bella- ski pass. Esatto, la cosa bella è che poi, per scherzare ma neanche troppo, Sì. dopo quanto accaduto a Roccaraso, ci sono state altre località sciistiche un po' sparse per Sì. l'Italia, dove magari i prezzi sono un po' abbordabili, che impauriti da questa situazione magari stanno pensando di alzare i prezzi. Esatto. Tant'è che per ieri io ho notato una cosa, Piani di Bobbio, Sì. oppure in Val Brembana, così, code chilometriche, una domenica di sole, Sì. code chilometriche di 2-3 ore e mezza, per quando magari normalmente ci impieghi 1 ora e mezza, 2, per salire su, e quelli di queste stazioni sciistiche già iniziavano a strizzarsi, a pensare, bah, magari
alziamo un po' i prezzi, così facciamo Sì, un po' di sì, selezione. un overtourism anche per quindi quello. ha portato delle conseguenze psicologiche. Sì, diciamo mica che, male. signori, posso dire il solito discorso che si fa da decenni ormai, sì, crisi, povertà, poi insomma le stazioni sciistiche sono sempre piene. Vabbè, ma Però dipende Gaz, come te li guadagni quei soldi lì. ah beh, Non dici devi- se sei certo. affiliato a certi giri loschi No, è anche non ho normale. detto questo, No, però no, certo. Gaz, tu stai prima hai evitando detto- la domanda tu che ti prima voglio hai fare. parlato di una procura che sta indagando, giusto? Sì, Ok. sì, però io ora questa domanda Vabbè. te la voglio fare. Fammi sta Gaz, domanda. tu sei colui noto, devo dire, in tutta la radio italiana, ho detto, non solo su Radio Libertà. Tu, se qualcuno fa una domanda, se Ecco, fanno un già che la sondaggio, prende così larga, mi allora, se fanno un preoccupa. sondaggio agli ascoltatori italiani, a tutti gli ascoltatori di tutta l'Italia, dicendo qual è quel conduttore radiofonico che è famoso perché passa metà del suo tempo, metà della sua vita a sciare, tutti, chi ascolta RTL, chi ascolta Radio 105, chi ascolta Virgin Radio, che diranno tutti Matteo Gazzola dei Barbe Eleganti di Radio Libertà. Quindi tu, che sei un signorino della Cattolica, Ma non son più. abituato, Non lo son che più, sei nell'anima vabbè. un signorino della Vabbè, Cattolica, nell'anima. che c'è addirittura la casa per andare a sciare più velocemente, che sci 6 mesi all'anno, si può dire che sei un old money dello sci. Cosa ne pensi di tutti questi nuovi napoletani, o comunque di tutta questa plebe che vorrebbe Ma dai, provare ma che plebe, ma- che vorrebbe provare a poco prezzo quello che voi, insomma, voi esperti del settore ve lo siete sudato nei decenni? Cosa ne pensi? Cioè, ma veramente una domanda questa? Certo. E cosa ti devo dire? C'è chi è fatto più per il mare, c'è chi è fatto più per la montagna. Chi viene in montagna senza rispettare la natura probabilmente non dovrebbe neanche venire, se ne stia al mare, se ne stia nella sua città. Io non so neanche cosa risponderti. Ecco, il continuo di questa domanda è: ma queste persone che si improvvisano sciatrici potranno mai far parte del circolino di cui fai parte tu? Mai, mai, soprattutto perché improvvisate. Ecco. Non si improvvisa questo sport. Ecco, e dopo parliamo del circolino. Bene, signori, allora direi di andare con la prima canzone. Nella versione live del 2024, ovviamente, Vasco con La combricola del Blasco. Si è fermata dentro un bosco che nessuno aveva voglia di abitare. Fu così che per rispetto che qualcuno da sul tetto, tutto a un tratto, da sul tetto uccide il sovrano. Ma non dell'animale! Guarda dell'animale! La combricola del Blasco era poco più di un pugno, ma se si stringeva colpiva molto duro. Fu così che per non fare troppo male, lasciò il bosco per un posto più sicuro. Magari un po' più buio, molto più sicuro. Magari un po' più buio, molto più sicuro. La combricola del Blasco era tutta gente a posto, ma qualcuno continuava a dirne male. Si diceva che quel Blasco fosse stato prima un rospo, tramutato, non so come e anche male, in uno strano animale, con delle voglie strane, uno strano animale, con delle voglie strane.
Blasco, arrivati a questo punto, spari dentro un buco profondo come il mare. A vedere se quel tale arrivava fino in fondo, arriscando per lui stesso affogare. Magari in mezzo al mare, a prendere l'anima, vieni giù in fondo al mare, a prendere l'anima, vieni giù in fondo al mare, a prendere l'anima. Rieccoci su Radio Libertà. Bene. Dopo la bene. combricola del Blasco nella versione live del 2024, Gaz, c'eri anche tu, cosa si può dire? Che spettacolo, che spettacolo. Io mi ricordo però quel concerto lì. Sì. Era A cui siamo andati insieme Esatto. come una vera coppia. Arrivavo da un momento, da dei mesi pesanti, stancanti, insomma, L'università, impegnativi, il lavoro e tutto. lo ski pass che E si alzava sempre di più. Purtroppo non me lo son goduto. Ah. Quindi ero lì, ma stavo dormendo in piedi Sì. e vabbè, Gaz, è andata non così, è un problema, andata così. rimedieremo. Quest'anno Recupereremo, scegliamo una data. Io ti avevo proposto di andare a Napoli, a Napoli, Napoli. a una delle due date allo stadio Maradona. Ti ho detto, ma sai cosa Che sarebbe più bello? bastardo che sei. Sai cosa sarebbe più bello di vedere lui? Vedere lui a Napoli. A Napoli? Esatto. Così poi subito dopo prendiamo il Ma pullman e mi sa andiamo a che- Roccaraso. No, io sono d'accordo, mi sarebbe piaciuto. Il problema è che io quella settimana che fa tappa a Napoli non posso. Non puoi. E lo dico, mi sto sistemando un attimo l'orologio, però lo dico con tanto dispiacere, tanto rammarico, perché- con tanta amarezza. Sì, un'altra data magari ci possiamo pensare, purtroppo quella data lì Ecco, vabbè. Immagino ti è i andata grandi male, impegni, ti è andata tipo male. il congresso del Partito Comunista, che sono i grandi impegni. esatto. Tanto Gaz è l'unico che riesce ad essere un comunista, che allo stesso tempo una signoria della Cattolica, però comunista e che va a sciare. Esatto. Esatto. Bene, allora no, l'altro grande argomento è il famoso tortino. Penso che chi segua un po' il mondo dei social, un po' il mondo del trash, sappia cosa è successo della vicenda, insomma, di come siano andate realmente, o si pensa che siano andate realmente, così dice il signor Fabrizio Corona, le cose, la coppia Chiara Ferragni-Fedez, che a quanto pare Fedez avrebbe tradito Chiara fin da prima del loro matrimonio, e avrebbe avuto per anni questa relazione clandestina con questa ragazza della Milano Bene, questa ragazza che fa parte del famoso circolino da cui arriva anche Gaz. Sì. Quindi non so se la circolino, conosci, questa Angelica non... andavamo a prendere il caffè ogni non si mattina dice con perché c'è il Angelica. circolino Andavamo a prendere il ci si caffè ogni difende a mattina con vicenda. Angelica, però io altro non posso dichiarare. La cosa divertente di questa vicenda è che c'è un famoso pezzo del video, di questo video che ha fatto Fabrizio Corona, in cui raccontava tutta questa vicenda, in cui appunto in questo pezzo parlava per 2 minuti, spiegava cos'era questo famoso circolino, ovvero quell'ambiente elitario, un po' alla Gossip Girl, se qualcuno sa che cos'è, di questi figli di papà benestanti della Milano Bene che vanno ai ristorantini, che vanno in vacanza a St. Moritz a sciare, che fanno i viaggetti, che fanno gli aperitivi, che fanno serate insieme. E non so voi, ma io personalmente negli ultimi giorni sono stato invaso da un sacco di ragazze, soprattutto ragazze wannabe, le cosiddette wannabe, che magari arrivano dalla provincia pure. Infatti dicevo, cavolo, pensi di far parte del circolino e poi abiti a San Donato? Però se abiti a Basilio... Se abiti a Basilio, assolutamente sì. E che quindi facevano dei TikTok mettendo questo audio sotto, provando a far vedere che anche loro si sentono parte di questo circolino, quando in realtà non c'entrano nulla, sono delle wannabe, o come le chiami tu, le villane. Quindi, Gaz, cioè, come rispondiamo a ste ragazze? Non lo so, io mi sto divertendo talmente tanto, no? Perché poi tutto questo scandalo della Ferragni, Fedez, che guarda caso dopo anni si scopre che in realtà era tutta una montatura, c'è un sacco di... Cioè non era quella famiglia del Mulino Bianco che voleva rappresentare, eccetera. E a me fa ridere perché poi era evidente già da prima. Sì.
Cioè, e la cosa brutta e pericolosa di questi social, di questi influencer, è che poi rappresentano una realtà che non è quella, no? Cioè il fatto di sì, ma non litigate per una borraccia No, in dai, diretta, vai addirittura. avanti. Il fatto di mettere in mostra i figli già dal primo esatto, giorno, la cosa divertente per poi dire no, è- attenzione, perché adesso che ci stiamo separando, che è finito vogliamo tutto, la nostra vogliamo la privacy. nostra Ma con privacy. che coraggio parlate di privacy se vabbè, avete ragazzi. messo in mostra pure E invece devo dirti, in tutta sta storia, tanto di cappella Fabrizio Corona, Sì. che lo sto rivalutando Ecco. completamente, perché poi mi fa anche ridere il falsissimo, no? Sì. Perché lui giustamente ha presentato questo suo programma dicendo: Abbiamo una chiamata. "Ah, verissimo, Dopo. Va dicono bene. tutte le mezze verità, ma in realtà vi stanno prendendo in giro, a falsissimo facciamo il contrario." Sì. Buonasera. Sì. Pronto? Ci siamo? Pronto? Buonasera. Niente, è riattaccato. Non ce l'abbiamo. Hai Bene. attaccato, vedi. Vabbè, cugino. Allora, fammi fare una citazione. Sì. Esclusiva Barbari Eleganti, esclusiva Barbari Eleganti. Sì. Fabrizio Corona, per favore, levati dai coglioni. No. Questo qui è quello che ti voglio dire, perché non ne possiamo più, ci eravamo liberati di questo personaggio squallido, Sì. squallido. Tra l'altro tu hai qualche anno in più di noi, quindi sicuramente te lo ricordi bene. Ma assolutamente, io ero, diciamo, ero già abbastanza grande per capire quello che era il personaggio Corona dal suo apice, dove il lavoro squallido che faceva del paparazzo, con famoso soprattutto quello di Adriano, dove divenne quasi un meme in aula, quello dove si diceva che è cocaina oppure sale, Sì. cocaina e sale. C'eravamo finalmente liberati di questo essere immondo, Vabbè, adesso no. e non rischiamo le ritornano querele. quelli di Gurulandia Sì. a ridare di Podcast i meno 4 seguito di quello dei Barbari a Eleganti. dargli quei 5 minuti di notorietà con cazzate su cazzate, da Carius, Diretta Leotta, adesso con Fedez e la Ferragni. Ma tu sei solamente una sanguisuga, Fabrizio, sei una sanguisuga. Tu di tuo non hai mai fatto nulla nella vita. Ma lui ha Al fatto massimo egregiamente il suo lavoro. tu ma dai. hai anche avuto il coraggio, hai anche il coraggio di andare con le more e poi di fare la morale a chi è gay o non è gay. Vabbè, Con queste i sono cose che- e soprattutto non permetterti ad attaccare Kenan Yildiz, maledetto. Allora, io mi disallineo dalle parole di Vittorio Le Donne, anzi ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cacciato il programma. Abbiamo una chiamata. Benissimo, buonasera. Sì, buonasera, chiamo di Treviso. No, Buonasera. riguardo ai Ferragni, cioè lì, io mi ricordo che erano stati ricevuti dal Papa, insegniti Sì. anche da Mattarella, sta famiglia perfetta, così belli, così bravi, erano un esempio. Cioè, io mi chiedo, ma anche i giornalisti o comunque il Papa, prima di ricevere sta gente, o anche Mattarella, di premiarli, cioè, si saranno un minimo informati su che gente era, insomma, perché mi sembra che si sono schiantati malissimo, insomma, sta coppia modello, ecco, tutto lì, volevo solo segnalare questo, ecco. Va bene, grazie, grazie. Sì, beh, allora, diciamo, non è che fossero dei mostri prima, solo che Ma per cercavano me di... lo sono. Ma no, perché non ma puoi- alla fine mi ricordo Ma che scusa. avevano donato anche tanti soldi quando c'era stato il Covid, quindi sì, Sì, non avevano apriamo, dato i non soldi apriamo quel come- discorso. come i panettoni. Sì, vabbè, sì, no, certo. sicuramente. Ma sono dei mostri, ma nel momento in cui tu sbatti tuo figlio appena nato sui social per monetizzare, Ma ormai perché poi era purtroppo lo quello... fanno tutti, anche chi E non son è d'accordo, Fedez Chiara Ferragni. e son d'accordo. Io sarei Ed è una per moda fare malata, una ed è legge, una moda malata. come mi pare che ci sia in Francia, che sotto Ma almeno assolutamente sì. sotto i 12 anni non puoi pubblicare foto di tuo figlio. Sì, assolutamente sì, però dal momento in cui tu li sbatti sulle Certo. tue pagine, Instagram, eccetera, per monetizzare, perché poi quello lì l'obiettivo finale, Sì. è chiaro che non è che lo fai in buona fede e non sei, secondo me, una persona normale a farlo, sei una persona malata di Fama. Morto di fama. sì, di fama, di soldi, di successo, ma poi alla fine per tutte queste persone, quella che vediamo oggi, Sì. cioè
Fedez che io fossi lui scapperei su un'isola caraibica, tutti i milioni che ha fatto, e non mi farei più vedere. La Ferragni che cerca di salvare la faccia facendo anche la vittima certe volte, ma in realtà ormai se l'è giocata completamente e nessun Tronchetti Provera la salverà. Ecco, Quindi, esatto. Tu lo conosci Tronchetti Provera, il signor Tortino? Siete amici? Andate a giocare a padel anche con lui insieme? eravamo a prendere il caffè insieme con Angelica, quindi Ecco. assolutamente sì, assolutamente. Quindi tu stai dalla parte di Angelica e quindi Ma no, di Fedez, lei, possiamo poveretta, lei è dire. quella che mi fa forse un po' più pena, perché Mentre per la Ferragni tu non provi nessuna no, pena di zero, questa ragazza. zero, Ma è bello zero. che anche abbiamo riabilitato l'immagine della Ferragni, e la ragazza che fino a 2 mesi fa era quella che aveva fatto i soldi sui bambini malati, adesso è diventata la poverina che per anni è stata cornificata. Sì, Diciamo che non ne escono bene nessuno dei due, sì, che ecco. anche lei è cornificato poi, a quanto Sì, pare, esatto, si parla di vabbè. Achille Lau, vabbè, ma quello è gossip. Noi diciamo abbiamo fatto questa Perché piccola quello di Fabrizio Corona, scusami, cos'è se non carta straccia? Cioè, quando vai in bagno hai finito la dai, carta solo igienica perché- utilizzi Sì, le cose di Fabrizio Corona, ma che discorso è? Quello è una sanguisuga che si attacca a una persona che a differenza sua un minimo di talento ce l'ha, che ha tira fuori il costruito codice qualcosa, penale, Gazza, che qua Sì, che no, ha costruito esatto. qualcosa, perché Fedez può starti simpatico, Ma no? al Vittorio Comunque- dà fastidio perché lui si ricorda ancora quando Fabrizio Corona tira fuori le foto di David Trezeguet. No? Quindi a lui dà fastidio tutto questo perché ha dei traumi passati di Trezeguet, eccetera. Ma è Quindi, una figura squallida, cioè che in questo caso aveva assolutamente ragione Dario Moccia quando diceva che un personaggio così deve essere rimandato nella fogna, come i fascisti, li mettiamo insieme, Fabrizio Corona e i fascisti. facciamo il calderone unico, dai. Ma è uno che si attacca la vita di Fedez per avere un minimo di ritornare ad avere un minimo di notorietà. Ma che cos'è che sei? Cioè, sei quello Vabbè, che si però lo direbbe sta un morto facendo di bene, fame. lui fa il suo lavoro. Sì, più che altro il fatto che per una lucra settimana sui intera si deficienti, parli solo di questo, come direbbe il buon Luca Scognamiglio, è la prova e riprova che siamo un paese morto, che riesce a parlare e con l'opinione pubblica riesce a coalizzarsi da una parte e dall'altra solo quando si parla di minchiate. Certo, è un po' populista, un po' qualunquista come discorso, però sotto sotto un po' è vero. Anche E perché facciamolo per uno mezz'ora ne abbiamo statement parlato noi, per il povero quindi, Fedez, Esatto. diamogli tutto il nostro supporto perché oltretutto grazie per aver risalvato il mondo dei podcast italiani con Pal Podcast. Esatto. Fedez, se vuoi venire a raggiungerci qui ai Barba Eleganti, ne saremmo felici. Andiamo con la seconda canzone, gli Eye on Fire con Blessed Black Wings. I super scontisi.
Rieccoci su Radio Libertà. E mentre noi abbiamo parlato per una buona mezz'ora di Rita De Crescenzo, Roccaraso, Il tortino, il circolino, Fedez e eccetera, Chiara Ferragni. escono dei dati allarmanti sui neolaureati, perché infatti in 20 anni l'Italia ha perso 165.000 laureati, con una crescita esponenziale dal 2011 in poi. Meno male che ci sei tu, Gazze, che rimani. Almeno, esatto. Esatto. Uno dei pochi, forse. Però sono numeri che fa riflettere, no? Sì, soprattutto sulla situazione dei giovani. Un paese che investe sull'istruzione poco, quei pochi che magari riescono a laurearsi, poi scappano via e vanno ad arricchire altri paesi. Scusa, no? nel momento, Quindi- nel momento in cui tu ti laurei e Esatto. a meno che non vivi e non vai a lavorare in una grande città, se vivi in provincia e lavori magari anche lontano da quelli che possono essere i grandi centri economici come Roma, Milano, Firenze, Napoli anche, non lo so, Venezia o Torino, se tu ti laurei e il massimo che riesci a trovare è un contratto da stagista da 500 euro al mese, poi magari mandi il curriculum in Germania o in Inghilterra e te ne offrono 1.500, anche considerando che il costo della vita lì è più alto, capisci che non c'è paragone. È ovvio che un giovane neolaureato, se non ha la possibilità, sceglierà sempre chi gli offre di più. Assolutamente. Quindi l'Italia deve tornare ad essere attrattiva per i giovani, cosa che non sta succedendo in Cina. Cosa sta succedendo in Così, Cina? dall'Italia Ci Cina. ricolleghiamo al capitolo, ci ricolleghiamo all'articolo che adesso leggiamo, Youth Nursing Homes, il fenomeno dei giovani cinesi che si ritirano in ospizio. Il marasma delle grandi città, l'instabilità economica, i ritmi di lavoro incessanti e i prezzi degli affitti alle stelle spingerebbero la Gen Z cinese a cercare un luogo bucolico in cui rallentare e rivedere le proprie priorità. Leggo da quella splendida testata giornalistica che fa il nome di Vanity Fair. Quindi, cosa sta succedendo? In Cina, tanti giovani, per ovviare ai problemi che colpiscono i giovani cinesi, quello che abbiamo detto prima, affitti troppo alti, problemi che riguardano la visione del futuro, i posti di lavoro, hanno deciso di andare in ospizi o case di cura della gioventù che starebbero spopolando nelle zone rurali limitrofe alle grandi città della Cina. Qui i millennials e i membri della Gen Z, cioè noi, esausti ed esauriti dalle responsabilità e dalle problematiche lavorative, economiche e ambientali ereditate dalle vecchie generazioni, questo ci terrei a sottolinearlo, non aspirano anagraficamente a diventare anziani prima del tempo, ma a godere di quei ritmi più lenti che spesso solo l'età pensionabile regala. Quindi possiamo dire che si vuole in un certo senso avere una sorta di pensione anticipata, ma non tanto per stare a casa senza fare nulla, come magari succedeva ai tempi della Prima Repubblica, ma perché proprio si è in burnout e non ce la si fa proprio più a mantenere i ritmi degli yuppies, dei giovani ragazzi di città. Ultimamente, se ci facciamo caso anche negli annunci per le offerte di lavoro, molte aziende, soprattutto le multinazionali, no? Le aziende anche medio-grandi, mettiamola così, nella descrizione comunque del lavoro sottolineano come, in che modo danno l'importanza
com'è che si dice, all'equilibrio vita privata e lavorativa, no? Quindi garantendo una certa flessibilità, garantendo anche uno stipendio dignitoso con i vari benefits, Certo. eccetera, eccetera. Quindi questi sono degli aspetti comunque che stanno diventando sempre più importanti, soprattutto per questa generazione e secondo me anche per le future generazioni. Al contrario, ci sono tante altre realtà, non facciamo nomi, dove invece spremono gli stagisti, spremono i dipendenti, cercando evidentemente la Cina sta andando verso quella direzione. di trattenerli lì, in che modo? Semplicemente illudendoli, no? Certo. Facendoli credere che poi Facendoli magari dei sacrifici su contrattini. sacrifici si arriverà ad ottenere risultati fantastici, ma in realtà poi uno, a furia di lavorare giorno e notte lì dentro ed essere spremuto da queste aziende, si ritrova a 50 anni che si è accorto di aver buttato tutti gli anni precedenti lavorando e senza essersi goduto la vita. Questa forse è la paura, più che di un salario dignitoso, è proprio la paura di molti neolaureati o anche diplomati che comunque entrano nel mondo del lavoro. Secondo me qui entra in gioco anche un'altra dinamica, cioè nella cultura orientale, comunque, che è molto diversa dalla nostra, dove si dà è molto più importante magari l'individualità rispetto a quello che è chiamiamolo bene comune. Cioè nel mondo orientale il lavoro è molto gerarchico, ma anche così in Giappone e in Corea si lavora tantissimo, gli straordinari vengono visti quasi come un obbligo che tu hai verso il tuo datore di lavoro, addirittura c'è un rapporto quasi di sudditanza verso chi è più grande più come di te, un dovere. Esatto, e può essere questo qui che diciamo ti porta a un esaurimento totale, cioè un esempio per chi magari è appassionato di cultura pop può essere il lavoro del mangaka, soprattutto dopo la morte di Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, a neanche 60 anni, si è andati a mettere il punto su quello che è la vita ad esempio del mangaka, cioè che è il lavoro continuo, non stop, zero libertà lavorative e ti ritrovi magari a 30 anni ad avere problemi di schiena perché stai sempre chino lì a disegnare, fare. Quindi secondo me è proprio un problema del mondo orientale che rispetto a quello occidentale non c'è quella cura dell'aspetto dell'individuo, dove noi c'è l'importanza comunque di avere il riposo, il tempo libero da dedicare ai propri hobby, alle proprie passioni, la vacanza. Lì ce n'è di meno, cioè è proprio una differenza culturale che c'è tra il mondo orientale e quello occidentale. Assolutamente. Bene, se avete qualcos'altro da dire? No, benissimo. Allora direi che per il momento è stata una puntata abbastanza seria, quindi direi di andare con qualcosa di un po' meno serio. Allora, abbiamo questo, più o meno sono tutte dello stesso. Io pensavo di essere riuscito a rendere più seria questa trasmissione, invece poi anche all'ultimo scopriamo che ci sono più notizie da cazzeggio che... Sì, allora intanto abbiamo una statistica caso, molto interessante, sempre per quanto riguarda la situazione delle grandi città. Allora, la Lombardia è la regione in cui ci si lamenta di più. Se poi vi chiamate Anna o Marco siete sicuro dei cagacazzo. Collego dal sito del milanese imbruttito. Non lo so, ragazzi, voi molto nel chill, cioè voi siete i miei amici, posso essere un cagacazzo? Sono un cagacazzo? Sì, un po' sì, sono un cagacazzo. Cugino, mi vedi come un cagacazzo? Vedi, invece ti vedo più una persona sempre nel chill, cioè... Vabbè, ma non è che ti fa l'aumento lui, è inutile ma che... a differenza tua, caro Gaz, io sono qui quello che porta avanti il paese qui tra le due, quindi... Certo. La top 5 delle cagacazzo femminili sono Anna, Maria, Francesca, Stefania ed Elena. Poi abbiamo tanti altri nomi, mentre quella maschile sono al primo posto Giuseppe o Marco, Andrea, Alessandro o Roberto o Antonio, Francesco e Paolo. Io Vittorio qua in questa classifica non lo vedo, neanche Matteo lo vedo. Decimo. Quindi sì, decimo posto, perché in fondo alla classifica saranno i primi. Ecco, ricorda. Ecco, perfetto.
Perfetto. No, ecco, allora, abbiamo questa notizia che arriva da Genova Today, quindi, insomma, restiamo sempre nel nord Italia. Regala una casa di lusso alla fidanzata, ma lei lo tradisce. La Cassazione sentenzia ingratitudine, deve restituirla. Giusto? La donna è stata anche intervistata da una nota rivista e secondo i giudici avrebbe rilasciato dichiarazioni di dubbio gusto circa il maggiore appagamento tratto dal nuovo rapporto. Così è iniziata la battaglia processuale. Signori, quante volte si parla dei padri separati che vengono obbligati dai giudici ad abbandonare le proprie case e a dare praticamente tutto il loro stipendio alle ex mogli solamente perché sono uomini e non sono donne? C'è questa disparità enorme tra la figura della madre e la figura del padre per la giustizia italiana. È ormai una consuetudine giurisprudenziale, possiamo definirla così, Gaz. Sì, assolutamente sì. Mentre per la prima volta abbiamo un rovesciamento della medaglia, questa sentenza della Cassazione che dice: se lui ti regala una casa di lusso ma tu lo tradisci, gliela devi restituire. Giusto. Lui può chiedere la restituzione. L'ingratitudine va punita. Punto. L'ingratitudine va punita. Cugino, se tu hai mai pensato di regalare una casa di lusso a una ragazza? Ecco, se questa ragazza ti tradisse, pensa un po' alla situazione. Ma figurati, ma secondo te vado a regalare qualcosa di lusso a qualcuno, cugino, che non sia me stesso? Perché esatto, il vero lusso è stare con Vittorio, giustamente. Anche quello. Il vero appagamento deve venire da te. Certo. Ma cugino, tu pensi che io possa, come dire, Casa di dare lusso a attenzione a Sanremo. qualcuno che non sia che me stesso? Cioè, no. E comunque, cioè, va bene, cioè, comunque non erano né sposati né nulla, quindi se si lasciano è come in piccolo si restituiscono magari regali o cose. È una Certo. cosa un po' pacchiana, però Sì, lo si io fa. non lo farei mai, però vedi qua dice: in primo grado il Tribunale d'Imperia dà ragione alla donna, mentre in appello la sentenza viene ribaltata. Il caso arriva quindi alla Corte di Cassazione che dà ragione all'uomo. Il motivo? Non solo il tradimento e la relazione extraconiugale, ma anche, scrivono i giudici, perché la donna non avrebbe nutrito alcun sentimento di riconoscenza per il dono ricevuto. È una bella cosa, ragazzi, per una volta possiamo essere contenti della nostra giustizia, di come va la giustizia italiana. Assolutamente sì, finalmente ci sono stati dei giudici ragionevoli che hanno giudicato anche un po' la morale, mettiamola così. Esatto, quindi non giudici comunisti, non che fanno parte di magistratura democratica. Ma magari sì, però sono anche più simpatici, no? Sì. Ma vai a cagare, Gazzola. Ecco. Allora, e sempre ricollegandoci a questo, abbiamo un'altra notizia molto interessante che arriva dal Fatto Quotidiano, come sempre. 28enne sposata si innamora di un fidanzato ideale, creato con l'intelligenza artificiale. Pago 190 euro al mese, ma quando voglio parlare, lui c'è sempre. Il marito, intanto, è perfettamente consapevole della relazione digitale ed extraconiugale della moglie, ma non è un problema per lui, la fa stare bene. Cugino, quante volte abbiamo parlato della coppia aperta? Questa è una coppia aperta da un punto di vista digitale, Sì. ecco. Sì, diciamo, per il marito non è che grossi problemi non ce ne sono. Va bene che ci sono storie di persone che si sono sposate con un'intelligenza artificiale. Sì, esatto. Una notizia che c'è già forse abbiamo anche già trattato, non me lo ricordo, però se la fa stare bene è buon per lei, cioè che altro. Assolutamente, diciamo, magari spendere 200 euro al mese per parlare con ChatGPT mi sembra un po' eccessivo, però ecco, insomma, Gazza, non vuoi fare tutto il tuo solito discorso di questo mondo al contrario sempre più digitalizzato che si allontana dai valori reali? Ma io ho perso tempo per 2 anni probabilmente in questa trasmissione a fare discorsi sui valori morali, su quanto questo mondo sia il contrario, no? Però ultimamente io lo vedo sempre meno al contrario. Abbiamo visto Trump vincere, abbiamo visto Cosa c'entra tante con cose. la signora che si fidanza con l'intelligenza artificiale? C'entra perché poi tutte queste mode qua dell'intelligenza artificiale, questi malati tipo la Vittoria, no? Poi spariranno tutti quanti, ma sì, ma non c'è Ma io bisogno sono di una persona preoccuparsi. molto carnale, cioè non mi accontento di un rapporto digitale. Ma questo noi non volevamo saperlo, cugino, onestamente. Quindi Gazza, ti è andata male, cioè non ti libererai di me così facilmente?
Ma, purtroppo no, però vedremo. Io non dico niente, non dico finché non vedo, no? Sì. Quindi, Allora, doveva essere un esperimento divertente, racconta il New York Times, ed è iniziata proprio così. Aveva visto il video di una donna che su Instagram spiegava come creare il fidanzato ideale utilizzando l'intelligenza artificiale. Gli sceglie un nome, Leo, chissà come mai proprio questo nome, poi la personalità da avere nei suoi confronti, possessiva e protettiva, spiega il quotidiano newyorkese. Con il passare del tempo, dice la ragazza, poi inizia ad affezionarti e quindi inizia una relazione affettuosa parallela al suo matrimonio. Sì, perché la 28enne è felicemente sposata dal 2018. Quindi non stiamo parlando di una donna di 50-55 anni sposata da 20 anni che cerca qualcosa di nuovo. Stiamo parlando di una ragazza che ha meno anni di quelli di Vittorio. Evidentemente però non ha lo stesso impulso giovanile che ho io cugino. Ecco. Come dire, una vita da rockstar, se vogliamo definirla così. Vogliamo però, fare gli auguri a Vittorio che questo weekend... Beh, anche a te, cugino. Certo, anche a me, però non è che me li faccio da solo. Io ho compiuto 22 anni e il cugino Vittorio ha compiuti 30. Quindi sì, età anagrafica, però diciamo l'età reale, diciamo mentale, anche 25, ecco, dai. Età mentale tu ne hai 22, io ne ho tu ne hai almeno 80, io ne ho almeno 50, dai, diciamo così. Più che altro la cosa su cui volevo riflettere, che mi fa abbastanza inquietudine, è ho scelto la personalità possessiva e protettiva, cioè non solo stiamo vedendo le ragazze che si cercano il malessere nella vita reale, ma si cercano il malessere anche a livello di intelligenza artificiale. Quindi è ancora più inquietante. Questo fa perdere ulteriormente speranza nei confronti del genere femminile. Decisamente, assolutamente, sì. Per questo, Gaz, ci vuoi dire Gaz, qualcosa? Tu con le ragazze come sei? Fai un po' il malessere, quello possessivo, protettivo? No, sai che non mi piace. Non mi piace perché poi mi sentirei uno tipo di quelli che vanno... A Temptation Island? No. Vabbè, più o meno, però... Ecco. Stavo per dire di quelli che vanno col pullman a Roccaraso. Che infatti arrivano... Però no, assolutamente. Ma no, mai Gaz stato è un e mai lo pasticcino sarò. alla crema, quindi non... Ma esatto, ma io piuttosto sono quella roba lì, capito? Cioè, non mi piace essere in malessere, perché poi veramente ti senti in Temptation Island, tutte quelle robe lì. Poi non hai il giusto accento, non hai il giusto taglio di capelli, non hai il tatuaggio sul braccio. Non ho le giuste esperienze regresse, esatto. Capito? È proprio dolce come un pasticcino alla crema, quindi non può essere... Adesso tu per Vitto stasera sei quello, non è che hai un'altra persona. Ormai è da... Forse solo stasera. Ok, allora direi di andare in chiusura con una notizia bellissima che poteva accadere solo in un posto che si chiama Argentina, cugino. L'ottima Argentina di Milei, che però ha ancora qualche rimasuglio di quella che è la vecchia guardia. Allora, passa 21 giorni in prigione dopo che la polizia scambia il talco per sostanze stupefacenti. Fantastico. C'è voluto un secondo test per dimostrarlo. Stiamo parlando di Maximiliano Acosta, che è stato arrestato dopo che la polizia ha scambiato 18 contenitori di talco per cocaina durante un controllo di routine. Nonostante le sue spiegazioni, Acosta è stato incarcerato per possesso di droga, con 2,44 kg di cocaina sequestrati, che in realtà era talco. Dopo 21 giorni, un secondo test ha rivelato che la polvere era semplicemente talco e Acosta è stato rilasciato. La gendarmeria ha dichiarato che si trattava di un errore onesto, poiché il talco viene spesso confuso con la cocaina durante i test. Sì, se lo fai ad occhio. Ecco. Sì, è assurdo. Nel circolino però non si fanno questi errori. C'entra. No, lì siamo esperti. Ora si può dire Gaz che è borotalco. Esatto, lì non si scambia il talco per la cocaina, robe varie, assolutamente no. Però la polizia diremmo che è borotalco, 18 contenitori di borotalco in casa, ma voi avete così tanti contenitori di borotalco? Onestamente è un po' sospetta come cosa, sarà per la quantità che sono arrivati però magari è uno che dopo la doccia gli piace improfumarsi. Esatto. Non è che puoi giudicare i gusti chi lo sa, personali. magari è il prossimo PDD e noi questo ancora non lo sappiamo. Il borotalco, che orrore. Lasciamo perdere. Cosa ci tocca sentire? Meno male che però c'è il Vittorio, sempre con i soliti occhiali, giallo perché è bello raggiante, no? Sì, tanto non li teneva in casa perché leggendo meglio la notizia
Acosta è salito su un autobus nella città di Mendoza in direzione della capitale, Buenos Aires. Poco dopo l'autobus è stato fermato a La Paz per quello che doveva essere un controllo di routine da parte di una squadra di gendarmi. Controllando i bagagli dei passeggeri, i gendarmi hanno scoperto che Acosta aveva appunto questi 18 contenitori di talco. Cioè, ma quando uno va a farsi un viaggio si porta dietro 18 contenitori di borotalco? Effettivamente devo dire che questa è una situazione abbastanza ambigua, ecco. Oh no, cugino, tu di solito quando vai in vacanza ti porti... Cioè, quando noi a fine marzo andremo in vacanza in Transnistria, in Moldavia, ci porteremo 18 contenitori di borotalco nel bagaglio a mano? Ma magari qualcosa di bianco ci sarà, ma di sicuro non sarà borotalco. Ecco. E neanche la neve. Io non ho parole. Io faccio un appello a Radio Libertà per censurarci qualche volta. Va bene essere liberi, però bisogna anche prevenire eventuali... Ascolta, la vita da rockstar non si porta avanti senza qualche aiutino. Sai come si dice? Sesso, polvere bianche, rock and roll. Diciamo che di rock and roll ce n'è tanto, di sesso preferirei non chiedere a Vitto come cosa fa nel suo tempo libero. Messi bene. Vabbè, non volevamo saperlo, cugino, non volevamo saperlo. Diciamo che quantomeno, diciamo che se evitiamo di darci da fare anche dal punto di vista della polvere bianca, forse è meglio. Sono dei messaggi un po' diseducativi per i nostri ascoltatori. Io mi scuso con il pubblico di Radio Libertà, che sono persone per bene, che ascoltano una radio seria e che si ritrovano di lunedì pomeriggio 3 coglioni di 20 anni, anzi di 30, 2 di 20 e uno di 30, che si mettono a parlare di cocaina e robe simili e del Pandoro della Ferragni. Cioè, onestamente, siamo un po' il degrado di questa radio. Collegate, siamo il Pandoro della Ferragni e la cocaina. Ecco, vabbè, giustamente. E con questa querela direi che possiamo abbandonare questa disgraziata emittente radiofonica, che oggi tra l'altro è la nostra 80ª puntata. Siamo arrivati sparando minchiate a 80 puntate, complimenti, spero che non arriveremo a 100. E nulla, signori, spero che vi abbiamo tenuto compagnia in modo abbastanza degradato in questo caldo lunedì pomeriggio. Vabbè, su questo non c'è dubbio. Il degrado è l'unica cosa che non manca. Possiamo dire inizio febbraio, inizio primavera, perché veramente a Milano è scoppiato un caldo pazzesco in questi giorni. Vi lasciamo con la canzone che Gazza ha detto che è quella del circolino che si usa sulle piste da sci. Senza borotalco, robe varie, assolutamente. Esatto, che si chiama? Quella roba lì. Keep It Exciting di Mr. Belt e Weasel. Signori, a settimana prossima e come sempre, viva i piedi! I'm wearing out my new sneakers, sweating out all my feelings. Can't lie, I don't like to whisper. My heart beats loud, I laugh through the speakers. A tenner in my back pocket, the